Buongiorno signora, come sta vivendo questa situazione? Si sente sicura? La sanità veneta l'ha convinta? Abbastanza tranquilla, vedo di non frequentare molta gente, stiamo a casa, adesso sì, sono fuori per fare la spesa, ma Sono cambiate le sue abitudini? Nel senso lei ordina qualcosa da sport o se no cerca di cucinare soprattutto a casa? sempre a casa da sport qualche volta, ma raramente, proprio raramente. Io la vivo normalmente come al solito. Ha cambiato le sue abitudini? No, Io in questo momento qua la sto vivendo abbastanza bene, non ho problemi perché vivo in un piccolo centro, non ho problemi a Vittorio Veneto, in un piccolo centro e quindi non vedo problematiche insomma in quel senso. Io sono ottimista, Lei è ottimista. hai capito? Quindi credo che abbiano chiuso un paio di settimane, un mesetto per far fare un buon Natale a tutti, naturalmente limitato, però insomma cerchiamo di viverlo con un bel color rosa. No, mi sento abbastanza bene, sì, penso che abbiano fatto una buona scelta a fare così, di più cosa potevano fare. La situazione è grave in tutti i sensi, sia a livello di malattia che a livello economico. A livello economico siamo messi peggio ancora della malattia perché così Come si può uscire finché non arriverà il vaccino? no, uscire. Il problema è che se ci sono le regole e vengono rispettate si potrebbe un po' allargare un po' la disponibilità delle imprese, certe ditte, certi bar, certi ristoranti, con le dovute regole lasciarli aperti. E lei ovviamente ha cambiato come tutti gli italiani le proprie abitudini. Te le fanno cambiare anche se non vuoi, perché se non le rispetti, se possono ti mettono una multa, perché abbiamo un esercito contro noi. Noi abbiamo un esercito contro, che appena sbagli te la fanno pagare. Invece ci dovrebbe qualche altro da farla pagare, non a noi italiani, che lavoriamo e paghiamo le tasse. Vede pessimismo intorno alle Lavoro persone. in ospedale, Ok. ha capito tutto? E quindi la sua testimonianza qual è? Cosa dice a tutte le persone che sottovalutano questa emergenza? No, a parte quello, è gestita male, Proprio a livello sanitario. assolutamente, Ma un esempio, ci faccia un esempio. di come non è stata organizzata la seconda ondata, assolutamente, Poteva farsi trovare più preparati. sì. Lei si sente sicura o no? Sì, perché tutti sono a posto, anche i letti in ospedali. Siamo ancora a zona gialla e questa... Sì. Lei da dove viene signora? Dall'Albania. Ecco, in Albania la situazione com'è? Male. Adesso è picco di Preoccupata per i parenti che i ha? parenti che sono là, sì, anche i miei vicini due hanno morte, anche mio zio, sì, da questa malattia. Voi siete del Bangladesh? Sì, Bangladesh. Ecco, e la situazione in Bangladesh com'è dell'emergenza? No, più peggio di qua. Qua vedo un po' più perché mi credo che già controllare chi ha il virus, non ha il virus. Invece da Bangladesh chi è solo malato vai là all'ospedale e controllo. Quindi nessun tampone in Bangladesh. Tampone pochi, sì. L'ha convinta la risposta della sanità veneta, del governo? beh insomma io confido nel governo di Dio, il quale porterà vera giustizia. La Bibbia predice che ci sarebbero state delle epidemie tra i vari segni che caratterizzano gli ultimi giorni e quindi io sono tranquilla perché presto sarà il nostro creatore a intervenire negli affari umani, risolverà alla radice tutti i problemi e anche addirittura le malattie non ci saranno più, neanche la morte. Ecco, noi italiani possiamo dare un bel contributo col nostro comportamento o dobbiamo dare tutta la responsabilità agli ospedali, alla sanità, alle istituzioni? No, bisogna prendersi le proprie responsabilità, almeno per me. E questa decisione di questo lockdown parziale fino al 3 dicembre, come la vede lei? Ma secondo me noi veneti siamo stati un po' più attenti degli altri, secondo me. Poi non so se è fortuna o cosa. La gente vedo che è responsabile, si tiene alle regole, c'è sempre l'eccezione comunque. I pievigini sono rispettosi delle regole qui al mercato? Sì, sono tutti rispettosi. Come avete organizzato la situazione qui? Ci sono delle entrate e uscite un po' dappertutto, però sono tutte controllate. Le entrate sono quattro entrate in pratica. E quanti volontari siete? Adesso 12. È difficile per gli ambulanti? Avete perso molti mercati? Io personalmente no, non ho perso tanti mercati,
però in giro, specialmente in provincia di Vicenza, sono tutti chiusi. Quindi meglio la provincia di Treviso. Molto meglio. Veneti, i trevigiani hanno cambiato le loro abitudini anche negli acquisti, secondo lei? Ma negli acquisti forse anche no, però nella presenza proprio, magari la gente ha più paura e fa fatica a uscire. Lei ha già fatto i conti, qual è la perdita per voi quest'anno? La perdita non lo so perché ho iniziato a gennaio, sono nuovo, quindi non saprei, non ho uno storico dell'anno precedente, però... Rispetto alle sue aspettative? Rispetto alle aspettative c'è una perdita, appunto avendo dei mercati chiusi è un mancato guadagno, ovviamente. E la situazione non è facile, non è delle più belle, si cerca di andare avanti, di fare il possibile, di dare il servizio alla clientela, di metterla a suo agio, ma diciamo che il terrorismo mediatico è veramente grande, si risente anche nelle persone che entrano nel nostro negozio. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il periodo che ci attende, un periodo che di solito è di festa, quest'anno sarà diverso per tutti gli italiani. Diverso, proprio diverso, sì, con un po' di paura, è meglio di stare in casa che fuori. Vacanze a casa, sinceramente, in famiglia, poi io avendo anche un bambino molto molto piccolo cerco di limitare il più possibile le uscite, se non appunto all'aria aperta e i contatti con le persone. Che non sarà più il Natale come gli anni scorsi, con i veglioni, con i familiari, devi essere solo i congiunti, non so, si vedrà come andrà. Il Natale come sarà per voi esercenti? Beh, il Natale secondo me non sarà come gli scorsi anni sicuramente, però noi ci crediamo e abbiamo comprato, perché se non si ha roba niente non si fa. Sarà la possibilità secondo lei di riscoprire i valori che forse abbiamo perso in passato? Beh, se li dobbiamo riscoprire siamo veramente messi male. Mi auguro che finalmente sia il momento in cui torniamo a essere un po' più umani.